Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare con la quale è stata disposta la custodia cautelare nei confronti di un 36enne bagherese. Il destinatario della misura, dopo essersi arrampicato dal balcone, si è introdotto nell'appartamento della moglie. L'uomo ha raggiunto la moglie e l'ha aggredita brutalmente, colpendola con calci e pugni alla presenza dei figli minorenni. È morto nell'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove era stato ricoverato ieri Enzo Sauna, di 59 anni, ferito con colpi di coltello all'addome nel rione Forcone. Sull'omicidio indaga la polizia, che ha sentito testimoni che si trovavano nella zona e che potrebbero fornire elementi utili per chiarire dinamiche e movente del delitto. I carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 46enne catanese, percettore del reddito di cittadinanza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei successivi accertamenti è stato scoperto come l'uomo avesse organizzato la compravendita di droga attraverso il contatto su WhatsApp, dove aveva ricevuto l'ordine e fissato l'appuntamento con il cliente. È stato arrestato dalla Polizia di Stato un 45enne in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno sequestrato 475 grammi di hashish, 43 grammi di marijuana e 0,40 grammi di cocaina e una carabina d'aria compressa. L'uomo, pertanto, è stato condotto al carcere di Gela a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.